con questo, lo sapete, vero? Io ne faccio tanti, ma quello di stasera devo dire congratulazioni, anzi ringrazio voi che mi avete dato l'occasione di sentire questi interventi eccezionali. Facciamo un applauso, Ma voi che classe siete? Quinta, alzate la mano? Quasi tutti. Avete già deciso cosa fare nella vita? Più o meno? Qualcuno farà lo scienziato, la scienziata? Alzate la mano? Uno alla volta, per favore, con tutti insieme. Non è possibile, dai, siete timidi. Nessuno vuole fare fisica, chimica, biologia, matematica, niente, nessuno. Ingegneria? Qualcuno, qualcuna? Meno male. Nessuno che ha intenzione di cambiare idea dopo questa serata eccezionale? Forse qualcuno? Qualcuno è tentato? Una qua? Meno male. Uno lì? Meno male. Va bene, dai. Almeno se non diventerete scienziati ed ingegneri vi lanceremo nel mondo degli adulti con qualche conoscenza di cose eccezionali, se non altro per quanto è stato detto fino adesso. Io vi voglio raccontare brevemente della mia esperienza. E poi passerò a raccontarvi un po' quello che ci può aspettare forse nel breve, nel medio termine, nei prossimi anni, nei prossimi 10, 15, 20 anni per quanto riguarda l'esplorazione spaziale. L'astronauta, qualcuno vuole farlo? Qualcuno lassù. Senti, ma dimmelo, urla, cioè tu prima di fare l'astronauta che lavoro vuoi fare? Tu con la camicia bianca? No. Ah, ecco, vedi, una scienziata lassù, ce l'avevamo persa. Un applauso. No, perché l'astronauta non si può fare subito, ovviamente, è una seconda carriera, prima bisogna fare qualcos'altro, quindi in genere o appunto una materia scientifica, una materia ingegneristica, la medicina, la matematica, c'è chi fa direttamente invece il pilota o la pilota, qualcuno vuole fare quello? Carriera aeronautica, qualcuno? Avete la base di Strana qua vicino? Uno, due, qualcuno? Beh, che è un altro modo per fare gli astronauti, quindi... La mia storia di astronauta in realtà è iniziata più o meno a questa età, ero molto più piccola di voi e sono cresciuta non lontanissimo da qui, in Trentino, in Val di Sole, qualcuno forse la conosce, all'epoca c'era tanta neve, adesso forse meno, non lo so, però sognavo di Space Shuttle e sognavo anche di astronavi che erano un po' meno vere, che esistevano solo nella fantasia, che però mi affascinavano molto. Questa è l'astronave Enterprise di Star Trek dell'epoca, che forse voi non conoscerete quelli più nuovi. Divoravo i libri di fantascienza, ma anche in generale i libri di avventura, mi piacciono le avventure, i libri di Jules Verne, anche Salgari. E la grande avventura per me era quella di andare nello spazio. Poi crescendo ho sviluppato delle passioni più mature per la scienza, per la tecnologia, quindi insomma alla vostra età avevo l'idea molto chiara sul fatto che avrei studiato o ingegneria o fisica, poi alla fine ho deciso di studiare ingegneria aerospaziale, l'ho studiata come diceva prima Fabio, che ringrazio per l'introduzione, all'università, al Politecnico di Monaco di Baviera, con degli studi, dei periodi di studio in Francia e in Russia. Credo che questa cosa è tornata molto spesso, no? nei discorsi anche stasera, le esperienze all'estero, gli studi all'estero, i percorsi professionali all'estero, quindi indipendentemente poi da quale sarà il vostro percorso, però immaginatevela questa cosa che dovrà esserci in qualche modo nella nostra vita. Lo sapete, vero, che l'inglese non è una lingua straniera? Sapete? Adesso lo sapete, ok. Dopo la laurea sono tornata in Italia per entrare in accademia aeronautica. Solitamente è una cosa che si fa prima, si fa dopo la maturità. Io sono finita in un momento storico un po' particolare, prima le donne non potevano farlo, poi quando finalmente si poteva farlo addirittura si poteva essere più vecchie, e quindi ho potuto finire di laurearmi a 24 anni e fare comunque il concorso in accademia aeronautica. Solitamente bisogna essere un pochino più giovani. Sono diventata poi un pilota militare, ho anche prestato servizio proprio qui alla base di Strana sugli AMX per un periodo molto breve perché proprio in quegli anni lì contemporaneamente c'è stato il concorso all'Agenzia Spaziale Europea, cercavano astronauti
Naturalmente mi sarebbe piaciuto volare per qualche anno in più, dopo tanta fatica per arrivare fino a lì, finalmente su un aereo operativo, però in Europa diciamo che il treno per diventare astronauti per ogni persona in genere passa una volta nella vita, non succede spessissimo. Da allora, era il 2009, ancora non c'è stata un'altra selezione, quindi sapevo bene che era la mia occasione, ho partecipato e ho avuto la fortuna di essere scelta insieme a 5 altri giovani europei. Sicuramente conoscerete il secondo da sinistra, Luca Parmitano, anche lui tra l'altro un pilota dell'aeronautica militare, che ha volato prima di me nel 2013 con la missione Volare, e gli altri sono di vari paesi europei, Francia, Inghilterra, Danimarca, Germania, qualcuno è uno scienziato, qualcuno un ingegnere, qualcuno un pilota, qualcuno un misto come me, quindi insomma dei background abbastanza diversi, avevamo tutti tra i 31 e i 33 anni più o meno. E niente, abbiamo iniziato questa avventura di astronauti, ci siamo trasferiti a Colonia dove c'è il centro di addestramento astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea e abbiamo iniziato un percorso che non vi posso descrivere nel dettaglio ma che è durato molti anni di addestramento, prima un addestramento generico, lunga attesa per l'assegnazione alla missione spaziale, poi è arrivata l'assegnazione nel 2012, poi un paio di anni, 2 anni e mezzo, anche di più di addestramento quasi continuativo per la missione stessa, in giro per il mondo. Tutte queste immagini che sono prese da diversi eventi di addestramento, alcune vengono dagli Stati Uniti, altre qui in Europa, dalla Russia, dal Canada, dal Giappone, perché questa cosa eccezionale che poi vi farò vedere, la Stazione Spaziale Internazionale, si chiama così internazionale molto banalmente, non ci hanno pensato tanto sul nome, perché è il prodotto di una collaborazione internazionale tra tante agenzie spaziali, tra tante nazioni. 2 partner diciamo importanti, grandi, sono gli Stati Uniti e la Russia, e poi c'è un contributo molto importante anche dell'Europa tramite l'Agenzia Spaziale Europea e addirittura dell'Agenzia Spaziale Italiana proprio come agenzia direttamente con la NASA, quindi questo è un campo su cui devo dire l'Italia si difende bene, il volo spaziale abitato, quindi il volo spaziale con esseri umani, uomini e donne che abitano lassù in orbita. E poi finalmente nel 2014 è iniziata la mia grande avventura, coronato questo sogno che ho avuto fin da quando ero molto piccola, un sogno che hanno in tanti, sono tanti che vogliono diventare astronauti. Al concorso eravamo più di 8.000 di tutta Europa qualificati. Non vuol dire che siamo i 6 più bravi, perché vorrebbe dire che il concorso è perfetto e nessun concorso nella vita è perfetto, però insomma eravamo 6 che ce la cavavamo abbastanza bene e quindi insomma tutti quanti nel frattempo siamo andati nello spazio. E ci vuole anche tanta fortuna in queste cose. Chi vi dice che la fortuna non conta vi dice delle bugie. La fortuna conta. Avrei potuto semplicemente rompermi una gamba al momento sbagliato e non sarei qui a parlarvi questa sera. Pensate quanto può essere piccola nella vita la differenza tra un successo eccezionale come andare nello spazio e una delusione opprimente come rompersi la gamba al momento sbagliato. Non vuole dire però che non bisogna provarci. Io quello che dico sempre è: sono estremamente grata di aver avuto un sogno fin da quando ero piccola, indipendentemente dal fatto che poi abbia avuto anche la fortuna di realizzarlo. Ma anche se così non fosse stato e oggi facessi qualcos'altro, sarei sicuramente una persona migliore comunque di quello che sarei stata senza avere un sogno. Quindi chi di voi ancora non ha trovato questa strada, questa passione, questo sogno, cercatelo, provate cose diverse, guardatevi dentro, parlate con degli adulti di cui vi fidate, cioè cercate questa vostra passione, questa cosa che vi accenda un entusiasmo. Avete sentito l'entusiasmo dei relatori che hanno parlato prima, no? Ognuno può trovare quella cosa, indipendentemente da che cosa sia, non c'è una cosa più giusta e più sbagliata o sbagliata, però vi rende persone sicuramente migliori, avrete strumenti poi cresciuti, adulti, per avere una vita molto più appagante. Quindi la mia avventura è iniziata qua, al cosmodromo di Baikonur in Kazakhstan, un lancio su un razzo Soyuz russo, che tuttora, anche in questo momento, è l'unico modo di andare nello spazio, sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il famoso Space Shuttle, di cui vi ho fatto vedere il disegnino prima, non vola ormai da diversi anni. Stiamo ancora aspettando l'entrata in servizio di eventuali nuovi veicoli americani, non più fatti
ad aeroplano tipo lo Space Shuttle, ma fatti come capsule, come le vecchie astronavi Apollo, e forse i primi test in volo saranno fatti verso la fine di quest'anno. Questa è la piccola astronave che è in cima a questo razzo, cioè quindi immaginatevi... Oh, cosa faccio? Qua. In cima a questo razzo, proprio in cima, il razzo praticamente è carburante, immaginatevi che è come se la vostra macchina fosse fatta quasi tutta del serbatoio, che poi buttate ogni volta alla fine del viaggio. Questo più o meno è il principio di un razzo. E qui in cima c'è questa astronave che si chiama Soyuz, molto piccola, è lunga molto meno di questo palco. E tra l'altro poi quasi sempre si sta chiusi solamente in questa parte centrale fatta a campana, si chiama modulo di discesa, perché è l'unica parte che poi rientra sulla Terra, ha una forma fatta in modo, e uno scudo termico fatto in modo da proteggerla dal calore che si genera durante il rientro nell'atmosfera. E questa è lei, la Stazione Spaziale Internazionale, probabilmente, vabbè, insomma, adesso poi ci sono persone del CERN, quindi sono un po' esitanti a dirlo, ma se non ci fossero loro vi direi che senza dubbio il progetto ingegneristico più eccezionale mai portato a termine se non altro in tempo di pace dall'umanità. No, è eccezionale, è una struttura che è grande come un campo da calcio, che è stata assemblata pezzo per pezzo in orbita, e in qualche modo tutti questi pezzi effettivamente poi combaciavano, che non è banale, insomma, costruita nell'arco di 20 anni da diversi paesi eccetera, insomma già il fatto che combaciassero tutti i pezzi è un'ottima cosa. È fatta, vedete questa parte qua, diciamo, sono due assi, vedete questi due assi, questo asse qua è quello dei moduli pressurizzati, mentre questa è una sorta di impalcatura che serve fondamentalmente per installare e disimpegnare i pannelli solari. E questi moduli pressurizzati sono fatti più o meno così, tutti quanti, sono delle grandi lattine di alluminio. Pressurizzati vuol dire che dentro c'è l'aria a pressione grosso modo atmosferica, quindi più o meno la stessa pressione che avete sulla Terra a livello del mare, e anche la composizione è più o meno la stessa, come composizione di ossigeno e di azoto. Chiaramente mancano i gas traccia che ci sono nell'atmosfera, quelli non li mettiamo. C'è molto più CO2, quindi insomma il lavoro che fanno grazie al cielo sul nostro pianeta le piante per eliminare l'anidride carbonica dall'aria, sulla stazione spaziale la dobbiamo fare con una soluzione tecnologica che però non è così efficace, quindi c'è un livello di anidride carbonica più alto che ogni tanto dà anche qualche problema di mal di testa o di affaticamento. Scendere un po'. Quindi sulla stazione spaziale cosa facciamo? Facciamo esperimenti scientifici in una situazione molto particolare che tecnicamente si chiama microgravità, ma che grosso modo possiamo chiamarla assenza di peso, cioè il fatto che le cose fluttuano, non si percepisce il proprio peso. La gravità ovviamente c'è, giusto? Sì o no? Chi dice di sì? Ma poi vi chiedo pure chi dice di no, quindi se adesso non alzate le mani lo dovete alzare dopo. Chi dice di sì? Ah, adesso sono io. Chi dice di no? Nessuno. No, perché se qualcuno ammettesse di aver pensato di no, gli o le chiederei come fa la stazione spaziale a stare in orbita se non c'è la gravità, giusto? Cioè, è la gravità terrestre che tiene la stazione spaziale, ma non solo la stazione spaziale, la Luna che è 1000 volte più lontana, eccetera, eccetera. Quindi naturalmente c'è la gravità adesso. Però siccome cadiamo praticamente intorno alla Terra e non ne sentiamo gli effetti, quindi fluttuiamo, siamo senza peso, se ti metti sulla bilancia, la bilancia per forza di cosa segna 0. E quindi anche tutti i fenomeni biologici, fisici, eccetera, risentono di questa mancanza degli effetti della gravità, e quindi si possono fare tutta una serie di esperimenti per capire sui sistemi biologici, quindi piante, cellule, tessuti, l'essere umano, quindi gli uomini e le donne lassù, come si adattano a questa condizione particolare di assenza di peso. E poi ci sono dei fenomeni fisici che è interessante osservare lassù, perché per esempio quando c'è la gravità di mezzo vengono mascherati o vengono mescolati con altri fenomeni, mentre li si possono osservare in maniera pura, oppure funzionano in maniera diversa. Per esempio la meccanica dei fluidi o i fenomeni combustivi in assenza di peso hanno delle peculiarità. Quindi la stazione spaziale potete immaginarla come questo grande laboratorio di ricerca che sfrutta questa condizione di assenza di peso.
Poi naturalmente lassù siamo anche degli esseri umani, perché ci abitiamo in sei astronauti che abitano lassù, quindi ci sono tutta una serie di attività che sono legate al tuo essere un essere umano a bordo. Per esempio, ho preso giusto un esempio, una slide, perché il tempo che abbiamo è poco, ma bisogna fare dello sport ogni giorno per mantenere la propria forma fisica, la massa muscolare, ma anche per evitare la perdita di massa ossea, una sorta di osteoporosi indotta da questa assenza di peso, per cui il sistema di trasduzione meccanica che fa sì che il nostro tessuto osseo continui a rinnovarsi lassù è poco stimolato, perché non hai questi sforzi fisici sulle articolazioni. Essere umani lassù vuol dire naturalmente anche essere capaci di apprezzare non soltanto gli aspetti scientifici e tecnici, ma anche la bellezza, l'esperienza estetica, tutto quello che può essere un'ispirazione a speculazione, non so, di tipo più filosofico. Sicuramente una grande ispirazione sono le albe, i tramonti che si possono ammirare dalla stazione spaziale, 16 al giorno, volendo, sono stessa alla finestra tutto il giorno, perché facciamo il giro della Terra in 90 minuti. Per poter stare in orbita, quella quota lì di 400 km, bisogna andare a quella velocità di 28.000 km all'ora. Che poi il vero motivo per cui è difficile, uno dei veri motivi per cui è difficile andare in orbita, no? Non soltanto la quota, cioè 400 km, vabbè, ha ragione Fabio a dire andare in su non è così facile come andare fino a Torino, d'accordo, però andare soltanto in su è comunque relativamente facile, solo che se tu vai su 400 km e poi spegni i motori e sei fermo, cosa succede? Ricadi come una terracotta. Invece bisogna non soltanto arrivare a quella quota, ma soprattutto bisogna accelerare alla velocità orbitale. 28.000 km all'ora sono più o meno 8 km ogni secondo. Quindi un sacco di energia, non solo potenziale, ma cinetica che deriva dal veicolo. Un'altra cosa eccezionale sono le aurore, che anche qui non so se vogliamo, no? Il modo messaggi che ci vengono dal nostro sole che creano queste danze di colore nell'atmosfera. E vi potrei far vedere tante altre immagini, ma ne avrete sicuramente negli anni scorsi. No? La Terra si osserva da questo posto magnifico che si chiama cupola, questa qui la vedete da fuori, una specie di piccolo modulo della stazione spaziale, l'unico che ha delle grandi finestre con cui potete osservare effettivamente da orizzonte a orizzonte la Terra. In realtà però la cupola nasce come luogo di postazione, diciamo, di comando del braccio robotico della stazione spaziale, quindi per poter essere ai comandi del braccio robotico guardando direttamente fuori, quindi questa è la postazione di comando, lì fuori dalla finestra vedete questo braccio robotico che viene usato per catturare, è stato usato innanzitutto per assemblare la stazione spaziale, pezzo per pezzo, e oggi viene usato per catturare questi veicoli di rifornimento cargo che non attraccano direttamente alla stazione spaziale, ma si mettono in una sorta di volo informazione con la stazione e poi ce li andiamo a prendere col braccio robotico. In uno di questi veicoli di rifornimento c'era una cosa molto speciale che veniva dall'Italia, che era la prima macchina espressa dello spazio, con anche un pochino di uno sfizio scientifico, se vogliamo, ovvero una tazzina. Come probabilmente sapete, nello spazio solitamente i liquidi si bevono all'interno di buste sigillate con la cannuccia, non tanto o non soltanto perché non si vuole che i liquidi si disperdano, si dice anche questo, però se avessi una normale tazzina e ci spruzzo dentro una bolla di, non so, caffè, in tempi brevi non va da nessuna parte, cioè se lo lascio lì e me ne vado prima o poi se ne fluttua via, ma nei tempi brevi starebbe anche lì. Il problema è che se faccio così per bere, il caffè non esce, cioè non posso bere così, no? Quindi si sono inventate queste tazzine molto particolari che hanno un angolo calcolato in modo che per adesione capillare il caffè se ne voglia uscire da solo lungo la tazzina, voglia salire verso il bordo. Quindi effettivamente sono riuscita a godermi questo caffè espresso, potendo anche gustare l'aroma perché non era sigillato dentro alla busta. Samantha, dopo 200 giorni, caffè Lavazza, vero? Dopo 200 giorni la missione è finita, siamo naturalmente dovuti rientrare. Il rientro è
Beh, diciamo che questa immagine qui in mezzo, con questo bagliore, è l'accensione dei retrorazzi che si accendono a meno di un secondo, insomma una frazione di secondo dall'impatto per